Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Continua a spargere sangue la faida dei boschi. Ieri a Palermiti, nel Catanzarese, Rocco Catroppa, 38 anni, è stato ucciso a colpi di pistola con silenziatore. Nell'agguato è rimasto ferito in modo non grave anche il figlio di 10 anni durante uno spettacolo pirotecnico nell'ambito della festa della Madonna della Luce. Si torna a sparare tra la folla, come era successo al campetto di calcio a Crotone l'anno scorso. La scorsa settimana in spiaggia a Soverato, questa volta ad una festa di paese. Indaga la DDA di Catanzaro. La cosca Serraino continua ad essere attenzionata dagli inquirenti per l'attentato subito il 3 gennaio scorso dalla Procura Reggina, in base ad alcune intercettazioni della Guardia di Finanza. Per l'attentato al procuratore generale Salvatore Di Landro, invece, risposte importanti potrebbero arrivare nelle prossime ore dalle analisi per accertare la quantità e il tipo di esplosivo utilizzato. Il governo di Roma avrebbe bloccato la costruzione dei 4 nuovi ospedali che dovevano sorgere nella Sibaritide, a Vibo Valentia, a Catanzaro e nella Piana di Gioia Tauro. A riferirlo Vincenzo Spaziante, alto funzionario della Protezione Civile ed ex assessore e commissario alla sanità calabrese nella Giunta Loiero. Il provvedimento sarebbe inserito nel decreto di nomina commissario del governatore Scopelliti. Euristeo precario sposerò la Carfagna. Questa è l'ultima provocazione scritta su una maglietta di Euristeo Ceraulo, un precario della scuola originario di Rossano, che sabato 4 settembre alle 18:30 ad Arezzo, in piazza San Jacopo, metterà in scena una particolare forma di protesta con un finto matrimonio tra lui, che da anni si batte per la causa dei precari che dal 1 settembre resteranno a casa, e il ministro delle pari opportunità. L'associazione Cavallerizzo Vive ha convocato ieri un raduno di protesta davanti ai cancelli del centro storico del paese cosentino per dire no alla New Town. Alla manifestazione hanno preso parte i cittadini provenienti da diversi comuni limitrofi e dalla stessa città di Cosenza per solidarietà contro quelle che ritengono essere le violenze attuate dalle istituzioni sul territorio a danno delle popolazioni locali. L'appuntamento, iniziato intorno alle 10, si è protratto per l'intera giornata. 2 notti fa è divampato un incendio all'auto di Giacomo Tedesco, calciatore della Reggina. Forse si è trattato di un cortocircuito, ma sono in corso accertamenti per appurare la natura dell'episodio. L'auto, una BMW X5, era parcheggiata sotto l'abitazione del giocatore in Viale Calabria, a Reggio. Tedesco ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, dichiarando che l'auto era nuova e in perfette condizioni e che non vorrebbe fosse stato il gesto insano di qualche tifoso. È prevista nella mattinata di oggi l'ultima ondata di rientri dalle località di villeggiatura. Secondo l'ANAS, il controesodo di fine agosto 2010 non ha presentato particolari disagi nell'arco di tutto il weekend e anche nei giorni feriali. Sull'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria, ha affermato il presidente Pietro Ciucci, si è registrato un sensibile incremento del flusso di auto. Gli unici rallentamenti sono stati segnalati tra Falerna e Altilia. Sono 4 le ragazze calabresi che parteciperanno alla finale di Miss Italia a Salsomaggiore. Oltre alla Miss regionale e la 25enne regina Denise Barbuto, sono state selezionate anche Maria Elena Scaramozzino, 19 anni, di Reggio Calabria, Greta Di Leo, 18 anni, di Pizzo, e Filomena Claudia Senatore, 18 anni, di Castrovillari. La Miss Vella Calabria Carmen Cambareri, che nella prefinale nazionale si è classificata proprio a ridosso delle 60 finaliste, farà parte delle 4 riserve. Primo weekend ricco di impegni per le squadre calabresi. Sabato è scesa in campo la Bwin. La Regina cade 2-1 a Siena. Gli Amaranto, dopo l'iniziale vantaggio di Bonazzoli, si fanno rimontare da Mastronunzio e l'Arrondo. Beffa nel finale invece per il Crotone contro il Padova. I rossoblù, in vantaggio per quasi tutta la gara grazie al centro di Ginestra sul rigore, hanno subito il gol del pari da Rabito al 90°. Ieri è iniziata anche la seconda divisione. Il Catanzaro di Zemaria stecca la prima in casa contro il Neapolis per 1-0, mentre la Vigor si aggiudica il derby contro la Vibonese per 3-1. Questa sera tocca al Cosenza, ospite della Ternana, nel posticipo della seconda giornata di prima divisione.